Preghiera dell'agricoltore. O Dio onnipotente, che hai creato i cieli e la terra, ed hai voluto che nel sudore della fronte, col nostro lavoro, ci procurassimo il pane per noi e per le nostre famiglie. Santifica la nostra fatica che offriamo a te in espiazione dei nostri peccati, e accettala per il bene materiale e spirituale di tutti i rurali nostri fratelli. Fa che tutti coloro che lavorano la terra siano fedeli alla tua legge e conservino nei loro cuori il dono della fede e l'amore della famiglia. Benedici per intercessione di Sant'Isidoro Agricoltore i nostri campi e i nostri animali. Tieni lontane le tempeste, la siccità, le malattie e tutte le avversità, tu che sei il padrone e Signore di tutte le creature. Benedici le persone e le associazioni che, fedeli al messaggio del tuo Figlio unigenito, si adoperano per assicurare alla gente della terra il pane materiale e il pane spirituale. Accendi nei nostri cuori la carità verso tutti i nostri fratelli, affinché, uniti nel tuo, possiamo conservare cristiani i nostri parenti e, dopo aver trascorso nell'onestà e nella pace la nostra vita terrena, venire a goderti un giorno in paradiso. Così sia. Prima che ha fatto grandi cose per il suo popolo, sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Noi ti rendiamo grazie per i doni della terra e del lavoro dell'uomo, ricevuti dalla tua paterna clemenza. Tu che esaudisci sempre le preghiere degli umili, non abbandonarci mai e guidaci al possesso dei beni futuri per Cristo nostro Signore. Benedici, Signore, questi mezzi di lavoro, coloro che ne useranno siano da te protetti e sostenuti. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Intanto con un saluto alle autorità presenti, civili e militari, ai sindaci, al sindaco di Capriva, al vice sindaco di Moraro, un grazie al gruppo folcloristico che poi si esibirà, un grazie come ha presentato Don Maurizio prima in chiesa anche alla scuola materna di Moraro e la scuola per l'infanzia di Capriva, che hanno fatto veramente dei bei lavori. È un esempio proprio di unità di intenti per poter arrivare ad un obiettivo. Sono piccole cose che però danno il senso e l'appartenenza anche al nostro territorio e a mantenerlo veramente bene. Spiegazione, quello che è successo quest'anno nella annata agraria. Un'annata agraria molto difficile, un'annata agraria che ha messo tutte le imprese agricole, perché si chiama imprese agricole, a dura prova, specialmente nel periodo estivo. Un periodo estivo che dobbiamo ringraziare il Consorzio di Bonifica, che è stato lungimirante in questo caso e che ha dato la possibilità alle nostre aziende di poter irrigare i nostri campi. Anche i moraresi in questo posto, che per noi insomma è un posto speciale, e quindi siamo veramente stati contenti e abbiamo accolto la vostra disponibilità immediatamente e con grande entusiasmo. Quindi grazie per averci ospitato in questa giornata, che è una giornata di comunità, insomma, perché evidentemente questa è una giornata, è un momento dove le comunità, in particolare la parte agricola e rurale, si riunisce, si ritrova, e quindi è un momento insomma che le nostre comunità aspettano ogni anno. Ringrazio anche il gruppo del folcloristico Michele Grion, perché accompagna questa giornata come tanti altri momenti, e sono a dimostrare quello che insomma stavo dicendo, il fatto che questo fa parte della nostra cultura e dei nostri momenti di comunità, e che queste comunità devono portare avanti, come diceva anche Don Maurizio nelle sue parole, proprio ai più giovani. Solo due riflessioni veloci prendendo spunto un po' da quello che ci siamo detti in questa giornata. La prima è proprio sui giovani. Io sono entusiasta, prima li ho chiamati dei senatori a Capriva, insomma, del mondo agricolo e rurale. Vedo Ivaldo, c'è Renzo Coceani, c'è Renzo Tonut, insomma sono persone che hanno portato avanti le proprie famiglie, le proprie aziende per tantissimi anni, portandole ai livelli dove sono oggi, e che un grande orgoglio insomma portano il nome di Capriva del Friuli, e Capriva è orgogliosa di avere appunto loro come ambasciatori.
Però ci sono tanti giovani che sono entrati nel settore agricolo, c'è stato un cambio generazionale. Io credo che il fatto che i giovani si siano avvicinati a questo tipo di attività, che sono imprese agricole, come diceva prima giustamente Paolo, sia un bellissimo segnale per un rilancio e per un futuro delle aziende agricole, ma del territorio, perché la seconda riflessione è: se abbiamo la fortuna di avere dei giovani che si sono avvicinati a questo mondo, l'altra fortuna è quella che i giovani devono proiettare queste aziende nel nuovo modo di essere aziende, e infatti che è quello dell'ospitalità, della ricettività, dell'eccellenza, della tecnica. Credo che poi Marco e Pierpaolo ci racconteranno della massima tecnica e della specificità e della capacità delle persone che lavorano nelle aziende. Un convegno delle città del vino a Duino Aurisina. Mi associo ai ringraziamenti che hanno fatto prima sia Daniele che Paolo, a tutte le persone che hanno collaborato per organizzare questa bellissima festa. E io chiuderei con un augurio. Veniamo da un'annata che è stata particolarmente difficile. Speriamo di farne tesoro e io mi auguro che quella che abbiamo davanti sia molto migliore. Grazie a tutti. Facciamo senza. Allora, intanto buongiorno a tutti, grazie di essere qui, siamo veramente onorati e felici che in questo giorno di ringraziamento i comuni di Capriva e di Moraro abbiano accolto questa iniziativa con grande entusiasmo, e siamo soprattutto felici, io e il mio socio e amico Pierpaolo Sirk, di ospitarvi in questo contesto che speriamo di riuscire a far in qualche modo rivivere, a dare continuità a quello che è stato fatto in passato. L'uomo è capace in qualche modo di interpretare di quel luogo che ne è custode. Questi sono stati i principi, no? Pierpaolo, anche lui cresciuto in una famiglia di contadini, che noi abbiamo ispirato fin da piccoli. Credo che la nostra passione per il lavoro dell'uomo nella terra, in particolare nella vigna, nasca un po' da quello, dal fatto di essere cresciuti proprio in questo contesto. Ringrazio ovviamente il sindaco e il rappresentante anche del comune di Moraro per essere qui, per aver accolto questa iniziativa. Quindi siamo nel giorno del ringraziamento, grazie veramente di cuore a tutti. Un pensiero velocissimo dopo tutte le cose interessanti che sono state dette. Stiamo vivendo tutti un momento di grandi cambiamenti e una delle piccole o grandi sicurezze che abbiamo rimane l'agricoltura. Rimane l'agricoltura con la grande responsabilità che i contadini hanno nel custodire l'ambiente in cui lavoriamo, in cui viviamo. Quello di cui abbiamo però un forte bisogno è di diventare attrattivi per i giovani.
Giardin